proprietari di negozi del comparto moda, abbiamo qua tra noi, così giusto per capire un attimo. Ok, perfetto. Allora, avete sentito più o meno tutti la mia presentazione di prima? Ok, allora io vi farei vedere, senza starmi a ripetere troppo, a parte poi domande che vi prego di farmi se avete delle curiosità, vi farei vedere il caricamento di un capo in modo da darvi l'idea della semplicità, ok? E poi vorrei mettere l'attenzione sul fatto che noi ci occupiamo anche della logistica e della fatturazione. L'idea essendo nata da un negoziante, ok? È stata fatta proprio e progettata con la consapevolezza che non c'è tempo, che ci sono tante cose da fare e che non può, diciamo, non deve essere un'attività che va a influire troppo sull'attività normale. Però, come si diceva anche stamattina, un'evoluzione, un cambiamento è necessario, no? Quindi bisogna anche abbracciare un attimo questo cambiamento e capire che seppur semplice, semplificato al massimo, è necessario iniziare a fare qualcosa, se si vuole continuare a lavorare. Quindi, questa è Opstock. Una volta che un negoziante si registra, come vi dicevo, la registrazione è gratuita, l'utilizzo è gratuito, si accede su questa pagina. Prima di questa pagina c'è un'altra schermata dove vi viene chiesto di inserire i vostri marchi. La vostra home page, quindi le vostre offerte, cambia a seconda dei marchi che inserite. Se avete un negozio di lusso, vedrete più ovviamente offerte relative alla tipologia di marchi che voi avete. Se avete un negozio di sport, a sua volta un negozio solo di calzature, un negozio di intimo, un negozio bambino e via dicendo. Quindi si modella a seconda dei marchi che voi avete. Le regole principali, come vedete l'interfaccia è molto semplice. Le offerte, qua avete i filtri per ricercare, quindi state ricercando un particolare capo, un vostro cliente vi ha chiesto una taglia, un colore esaurito, voi lo volete cercare in velocità, si può cercarlo o tramite i filtri o qua addirittura con una ricerca testuale, quindi sto cercando Prada, taglia 42 scarpe e lui ti va a tirar fuori tutte le offerte che ci sono relative a quella ricerca. Questa è una tipica scheda dell'offerta, ok? Quindi c'è una foto, noi chiediamo e abbiamo dato diamo delle linee guida continuamente ai negozianti affinché le foto siano fatte in un certo modo. È vero che è solo B2B, ripeto, il consumatore finale qua non entra, quindi la foto è meramente esplicativa, però per la gioia di tutti è bello vedere i prodotti, diciamo, anche per voi, perché comunque la vendita, è vero che l'altro negoziante magari conosce quel prodotto, ma potrebbe anche non conoscerlo perché magari è una rimanenza e vuole provare un nuovo marchio, quindi se la foto rende l'idea, più bella è, più è anche possibile vendere. Comunque qua ci sono tutte le informazioni relative al prodotto, prezzo, taglie disponibili, quantità disponibili sono tutte nei menu a tendina qua. Per comprare è semplicissimo, basta selezionare le taglie che uno vuole acquistare, ora intanto ne seleziono una, si aggiunge al carrello come su un banale e-commerce e qua c'è un'altra opzione in più, fai un'offerta. Se non ci va bene il prezzo o non siamo disposti a pagare il prezzo che quel commerciante ha inserito, possiamo fare un'offerta a quel venditore e dirgli guarda io 100 euro non te li do, te ne do 80, ti va bene lo stesso? Sia mai che l'altro venditore vuole liberarsi di quella merce, gli va bene recuperare anche se un po' meno, però liquidità immediata, se accetta, e vi ricordo ci sono 24 ore per accettare o rifiutare una vendita, con notifiche SMS, notifiche email, notifiche in piattaforma, quindi siete notificati se succede qualcosa. 24 ore, perché questo ritardo? Perché noi non vi blocchiamo la merce, cioè l'idea di Opstock è di avere un canale in più, non un canale in meno, come tanti portali e-commerce fanno che dicono sì, io te lo vendo, però quello è fermo mio, bloccato, te non lo puoi esporre nel tuo negozio. Allora che senso ha, no? Secondo noi.
voi tenete esposta la merce e la vendete, anzi possibilmente ai vostri clienti a prezzo pieno, ma se è merce che rimane ferma a scaffale per 2 o 3 mesi e l'unica opzione è il saldo, la svendita e la stagione dopo rimetterlo fuori al 70% fino a non darlo allo stocchista, allora tanto vale cercare di venderlo durante la stagione, recuperare liquidità immediata e magari comprare qualcosa su cui marginare. Okay? Tanti negozianti ci dicono: ma perché io metto il mio capo a prezzo di costo, voi prendete il 10%, ci perdo. E noi diciamo: sì, ci perdi un 10%, però quel capo lì è fermo a scaffale, è liquidità ferma che poi segue questo flusso che abbiamo appena detto. Te perdi un 10% su quel capo lì, però poi magari acquisti qualcosa su cui ci guadagni il 2,5, cioè ci metti il tuo margine 2,8 per venderlo al tuo consumatore finale. Quindi dovete vedere Opstock come un'ottimizzazione delle vendite, una prevenzione dell'invenduto e un cercare di iniziare a lavorare e a movimentare il vostro assortimento anche durante la stagione. Anche il fatto del campionario bloccato, che è quello che avete acquistato quasi un anno prima e è quello per tutta la stagione. Oggi Zara cambia la merce in negozio ogni 2 settimane. Come fa un negoziante di noi ad avere un solito campionario per una stagione intera? È chiaro che perdi in confronto con la competizione dell'online, con la competizione di questi colossi, è chiaro che non ce la puoi fare. Con Opstock, con questa movimentazione, te puoi attingere ai magazzini di tutti i negozi italiani, potenzialmente, che hanno i tuoi stessi marchi o in rimanenza altri marchi. Quindi se te vuoi dire: ma mi fai provare, magari è dell'anno scorso, però questo marchio mi piace, l'ho visto in fiera, non l'ho acquistato perché chiedevano un minimo d'ordine incredibile e io non l'ho acquistato, però mi piace, mi fai comprare una serie di un giacconi per vedere come mi va nel mio negozio, magari l'anno prossimo lo compro. Su Opstock non ci sono i minimi d'ordine, si può fare. Quindi l'idea è questa. Poi, come vi dicevo, noi ci occupiamo della fatturazione e della logistica. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio pratico. Questo vestito si procede con l'acquisto, quindi si va ad acquistare. Nel momento in cui il venditore conferma la transazione, arriva una mail al venditore. A parte i soldi passano immediatamente dal conto PayPal dell'acquirente al conto PayPal del venditore. Noi richiediamo per forza, obbligatoriamente, un conto PayPal business, anch'esso gratuito. Si fa tranquillamente sia tramite la nostra piattaforma sia tramite il sito di PayPal. Business perché è l'unico che ti permette di ricevere ed inviare i soldi. Quello normale non permette la ricezione oltre un certo, diciamo, limite. Quindi il venditore riceve una mail con lettera di vettura del corriere da stampare semplicemente e affiggere sul pacco, e riceve una mail con la fattura precompilata con tutti i dati vostri e i dati dell'acquirente. Voi dovete solo stamparla e inserirci il numerino della vostra contabilità, che quella ovviamente noi non la possiamo conoscere. Però la fattura è già tutta precompilata. La mettete all'interno del pacco, entro 12 ore il corriere arriva nel vostro negozio, prende il pacco e lo porta in 24-48 ore al negozio acquirente. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente, mentre la nostra commissione del 10% è a carico del venditore. Quindi in questo senso in 2-3 giorni voi avete la merce in negozio, nel caso in cui siete un acquirente, quindi dovete far felice il vostro cliente. Nel caso che siate un venditore dovete fare il pacco, stampare 2 fogli e è fatto. Non ci sono altri oneri da fare. La piattaforma in automatico scarica ovviamente la merce che avete venduto, quindi non dovete neanche andarla ad aggiornare. Non c'è chiaramente noi chiediamo ai nostri negozi di tenere aggiornato. Per ora non siamo ancora integrati con dei gestionali, ma lo stiamo facendo.
quindi per chi avesse un gestionale stiamo dando la possibilità di caricare file esportati dai gestionali, un domani però come vi dicevo un servizio attivo da gennaio, quindi piano piano faremo tutto, così come c'è la volontà di fare anche il B2C, cioè dare il doppio canale, quindi un canale chiuso e riservato solo per i negozianti dove si fa scambio tra negozianti e poi un canale verso il consumatore finale dove ovviamente a quel punto il prezzo è il prezzo retail, non è il prezzo di costo, per venderlo al consumatore finale. Questo ancora non è attivo, ma c'è la volontà un domani, diciamo verso metà 2017, di farlo. Diventerebbe un e-commerce? Un e-commerce. Diventerebbe, cioè, ci sarebbe anche la finestra per il consumatore finale, quindi a quel punto si va a aumentare di nuovo la possibilità di vendere, no? Perché immaginatevi il magazzino più grande d'Italia, perché poi a quel punto cioè, sarebbero tantissimi negozi con tutta la loro merce che te puoi vendere o a altri negozianti o al consumatore finale. Quindi, però oggi Opstock è nata solo per i negozianti, proprio per addetti ai lavori, per dare la possibilità di ottimizzare e prevenire l'invenduto e far ripartire le vendite, perché poi l'ottica è quella che se si arriva a fine stagione con un po' più di margine in cassa, con meno rimanenza sulle spalle, l'anno dopo si va chiaramente a comprare anche più volentieri. Per quanto riguarda l'ultima cosa che vi dico, allora, durante la stagione noi mettiamo in connessione solo i negozi con i stessi marchi, quindi se io ho Prada vedo le offerte di Prada, se io non ho Prada non vedo le offerte di Prada. Per la stagione corrente però, quindi autunno-inverno 2016 per esempio. Per le rimanenze invece liberi tutti, ok? Ora, come sapete, qui ve lo dico ma lo sapete già, le esclusive commerciali non esistono legalmente, sono prassi che i distributori, i marchi con più o meno ricatto, più o meno pressione mettono addosso a voi negozianti, ma in realtà quando la merce è acquistata è vostra, voi la potreste anche prendere e vendere al mercatino e lo potete fare. Con questo cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che tanti negozi sono preoccupati nell'approccio ad Opstock perché ci dicono ma le esclusive commerciali, noi abbiamo accordi stringenti, eccetera, eccetera. Quello che noi abbiamo fatto per essere chiaramente più politically correct nei confronti di tutti, perché Opstock vuole essere uno strumento utile alla filiera, è stato quello durante la stagionalità, dove è il problema dell'esclusiva, poi fondamentalmente mettiamo in connessione solo i negozi che sono autorizzati a gestire il marchio. Anche lì su autocertificazione, quindi se un negozio mi va nel profilo e mi inserisce un marchio che non ha, io lo so solo se qualcun altro me lo segnala e allora a quel punto il profilo viene bannato, a quel punto magari se c'è una segnalazione, però io non posso andare fisicamente in tutti i negozi italiani a controllare tutti i marchi che mi hanno scritto, no? Quindi, però ecco, per dirvi che questo non sia un limite, cioè perché legalmente, diciamo, loro non possono dir niente e soprattutto è un meccanismo invece utile ai negozianti. Stiamo anche iniziando a collaborare con alcuni brand che hanno voglia di aiutare il negozio multimarca. Lo so che sembra che stia dicendo una cosa impossibile perché non è che se ne importano granché, però invece che siccome non possono fare resi, non hanno interesse per via dei costi eccetera a recuperare la merce indietro, però dicono però cavolo, la mia distribuzione ancora per l'80 al 90% è sul canale wholesale indipendente, io devo fare qualcosa per questi negozi qua perché mi stanno comprando sempre meno merce, sono sempre meno attivi, li sto perdendo. Quindi questi marchi qua si stanno approcciando ad Opstock dicendo voglio dare il vostro servizio alla mia rete, come unica clausola voglio che possano commercializzare quel marchio solo quelli autorizzati. Per noi va bene perché comunque diciamo vanno solamente a confermarmi la lista del negozio che può
o non può scambiare un certo marchio. Quindi per il resto io oggi mi baso su un'autocertificazione, se ho un marchio dietro che mi dice guarda sì, lui è effettivamente autorizzato, tanto meglio per me. Io vi direi a voi, se avete delle domande, ditemi. Come si fa a sapere se è una rimanenza o se è veramente in stagione? Dalla scheda prodotto vedi la stagionalità e l'anno. Cioè quello che ha scritto il commerciante? Sì, esatto, esatto. Quindi Ci si qui attiene ora solo qui non c'è, all'onestà del commerciante? Sì, allora, questo sì, poi diciamo che con una... voi avete internet, diciamo, che è abbastanza semplice prendere un codice prodotto, metterlo su Google, eventualmente controllare. Però è difficile, lo vedi anche dal prezzo, no? Perché è difficile che un negoziante ti dia una rimanenza, cioè è abbastanza, ci andrebbe a perdere dei soldi, considerando che è una rimanenza che lo vedi il catalogo della merce di stagione. Quindi questa cosa qua sì, deve basarsi un po' sull'onestà del commerciante. C'è modo di verificare facendo una ricerca su internet banale, però questo sì, questo è, diciamo, le informazioni sui capi sono direttamente gestite dal commerciante. Con l'integrazione dei gestionali e l'arrivo di alcuni brand, questa cosa va sempre migliorando però, perché a quel punto io ho il catalogo dal marchio, ho la bolla direttamente caricata dentro il gestionale, quindi direttamente su Hopstock, quindi andiamo verso una certificazione sempre maggiore di tutte queste cose qua. Chiaramente per cominciare ci siamo affidati un po' al commerciante, però c'è la volontà di migliorare sempre, sempre di più. Quindi l'iscrizione a questo, diciamo, a questo programma sarebbe il costo del 10% sulle vendite. Basta. E solo sul venduto. E solo sul Perché venduto. se mi rimane là e il capo non ha venduto, quindi... Esatto. Poi un'altra cosa, questa ve la dico, per ora è attiva solo su Bologna, ma stiamo partendo anche su altre città, e questo avrà un costo diverso. Abbiamo creato delle figure che le chiamiamo sales account, ok? Quindi sono 3 ragazze su Bologna che fanno proprio le assistenti Hopstock per il negozio. Quindi il negozio dice io non ho tempo, ho 2 collaboratori in negozio, più io non posso mettere un collaboratore a fare questo lavoro, vorrei l'assistente Hopstock che viene in negozio, mi fa tutto il lavoro di caricamento, scaricamento della merce, mi viene in negozio e mi aiuta anche a capire un attimo cosa caricare, cosa non caricare a seconda dei trend magari sugli altri territori, e voglio avere una persona che mensilmente, regolarmente mi gestisce, che però è una persona che è esterna al negozio. Questa cosa avrà un costo mensile, per noi è il nostro account premium, chiamiamolo così, no? Come quando uno dice Spotify premium. Quindi è un account premium che avrà un costo mensile inferiore ai 100 euro. Ci saranno poi 3 pacchetti, ci sarà un base, un medio a seconda dei servizi richiesti, dove si potrà avere il supporto appunto di un venditore che viene ad aiutarvi in toto. Quello base però, diciamo, quello gratuito, solo il 10% sul venduto, il resto del lavoro lo dovete fare voi. Quindi 100 euro mensile che Meno, si in faccia realtà vendita quello o non sarà si il fa. gold, cioè sarà proprio quello più con tutti i servizi, un 100 euro mensile. Il più basso sarà intorno a una 50-60 di euro. E qui non c'entra se vendi o non vendi. No, lì C'è il diciamo servizio, paghi il l'assistente, servizio. cioè Perfetto. paghi il fatto che c'è qualcuno che ti viene a fare tutto il lavoro, che ti segue, che ti aggiorna, che ti dà anche consigli sul visual, ti dà consigli sui processi di acquisto, cioè una persona tecnica che ti aiuta a, sì, da una parte utilizzare al meglio Hopstock, 2 anche a far ripartire le tue vendite. Quindi in quel caso te vai a pagare, poi c'è una transazione più bassa a quel punto sulle vendite, quindi invece di avere un 10% variabile c'è magari un 5%. Ora prendete gli spannometrici questi prezzi perché li stiamo ancora un attimo rivedendo. Quindi c'è una variabile minore a fronte di un pagamento mensile, che però ecco, è giustificato da una persona che vi fa un lavoro regolarmente.
E un'altra cosa, scusami, fiscalmente tu parlavi di fattura, il prezzo che c'è segnato là è escluso IVA e poi diventa più IVA. Era per sapere. Esatto. Qui voi mettete, quando inserite il prezzo, mettete il vostro prezzo senza IVA. Quando viene aggiunto al carrello e avviene il checkout, viene conteggiata in automatico dalla piattaforma l'IVA e viene poi ovviamente venduto. Invece nel prezzo retail consigliato che dovete andare a inserire è il prezzo finale, quello che diciamo voi esponete al pubblico, quello a quel punto è il prezzo IVAto, cioè quindi con IVA, però tanto lì è solo un'indicazione, perché nel momento che io sono interessato ad acquistare una rimanenza, ma di un marchio che non ho, cioè rimanenza magari per un altro negozio, e poi anche lì la rimanenza, consideratela sempre in ottica in Sicilia, noi abbiamo un sacco di negozi siciliani che ci dicono: noi fino a dicembre i maglioni, i giacconi pesanti non li vendiamo, li mettiamo fuori, praticamente li mettiamo fuori a saldo. Però per avere quel marchio io devo comprare almeno 50.000 euro, 40.000 euro, di cui tot roba pesante, però io non la vendo. E noi gli diciamo: metti su Opstock l'invernale che magari in Valle d'Aosta, a Milano, a Padova, a Bologna inizia già ad ottobre a essere venduto, e te usi le rimanenze estive del negozio di Milano fino a novembre, su cui margini. Attenzione, te l'acquisti a prezzo di rimanenza, ma per te è sempre stagione abbastanza buona quella lì. Chiaro, non la potrei vendere a prezzo pieno, però insomma è sempre un capo su cui puoi marginare qualcosina. Quindi questa deve essere l'ottica, quindi non è un. Sì, prego. Puoi mettere in vendita la roba, cioè uno stock, perché non hai detto che non c'è un minimo d'acquisto, no? Se io metto in vendita così una giacca, una per taglia, mi buca la taglia, quello che acquista, e Allora, non vendo più le altre. Allora, le taglie, su Opstock si può acquistare anche la taglia singola, però ricordatevi che voi potete sempre dire di no. Quindi potete le 24 mettere ore. le indicazioni nella descrizione, Vendita stock, preferibile cioè, vendere serie completa. Se poi qualcuno vi richiede solo la M perché c'ha il cliente, voi potete anche dire no, io una sola non te la vendo. Ora, chiaramente noi consigliamo, fatela girare inizialmente, vediamo cosa succede. Se c'è una seriata che è tutta ferma e vi prendono 3 taglie invece che tutte, potrebbe essere comunque positivo? Punto di domanda. Sono cose da magari inizialmente anche un po' testare, no? È chiaro che inizialmente uno dice no, io vendo uno stock oppure voglio vendere tutta la seriata, però poi anche nei mesi ci siamo resi conto che invece a volte parte anche proprio la taglia singola, e così come consigliamo i nostri negozi di caricare tutta la serie, non di caricare magari solo gli estremi delle taglie che si sa che non vanno, ma di caricare tutto, perché sia mai che c'è qualche interesse e poi, ripeto, potete sempre dire di no, quindi Mi riferisco, io sono il titolare di questo negozio. Buongiorno. Lei è bravissima. Devo fare una domanda che non ho fatta prima, faccio dopo, perché io in questo momento ho un prodotto in casa, però se lo metto a tutti gli altri è nuovo. Posso inserirlo anche nel magazzino perché altrimenti altri non me lo vedono, perché io ho qualche amici e sono 3 che abbiamo i stessi marchi, ipotesi, ci vediamo pochi. Io posso metterlo anche quel prodotto nel magazzino in modo che lo vedano tutti? sì. Cioè, ecco, C'è il concetto. un'altra Pronto? opzione. Non so se lo Sì, scrivo sì, d'accordo. C'è un'altra opzione qua, che sono questi Anche se è due di stagione, fleghettini, anche se però è di i tre stagione, siamo rendi pochi. questa offerta visibile a tutti i negozianti della rete Opstock. Però questa è una vostra libera scelta, No, quindi no, se ci sono dei marchi, correttissima domanda, se ci sono dei marchi che non sono soggetti ad esclusive o su cui voi non avete interesse, potete, anche se di stagione, renderli disponibili a tutti, flaggando, mettendo la classica freccettina su questa spunta. Quindi assolutamente. L'ultima domanda, ho visto prima i numeri, siete partiti a gennaio 2016, ho visto quanti clienti eccetera, però ho visto le vendite 12. Sì, le vendite sono partite solo l'ultimo mese, perché vi spiego, allora noi siamo una startup, quindi la nascita di una startup, non so se conoscete un po' il settore, ma è complicata.
quindi abbiamo sviluppato tutto il prodotto. All'inizio non ti conoscono ovviamente, no? Non sei nessuno, quindi devi proporti, quindi tutti, anche questi, se ci pensate, questi 218 negozi attivati che abbiamo, non sono tantissimi se pensiamo a un 6 mesi di lavoro in Italia, no? Considerato che ce ne sono 70.000 di punti vendita. È proprio però un discorso che Hopstock va a cambiare la mentalità, cioè è un'altra ottica se ci pensate, perché il negoziante oggi e da sempre ragiona sul soldo oggi contante, ok? Come dicevano anche prima al convegno. Qui si parla in un'altra lingua, perché qui c'è un vendo oggi, perdendoci anche qualcosina, recuperando liquidità per andare a ottimizzare, a movimentare, deve cambiarti la mentalità. E vi dico che inizialmente non è stato facile trovare persone che comprendessero questa mentalità, ok? Ci sono, perché il problema poi è un problema di tutti, ok? Quello dell'invenduto, del magazzino, dei riassortimenti, sono problemi che tutti i negozianti hanno, però ci vuole, nonostante capito che non ci siano magari costi fissi, ok? Però va usata. Magari abbiamo tanti negozi che si sono iscritti, hanno caricato merce, poca, e poi non la usano, perché anche lì è chiaro, deve entrare, però ovviamente essendo un servizio nuovo ci vuole massa, no? Perché funzioni. Quindi noi da una parte abbiamo detto anche ai nostri clienti, aiutateci, cioè abbiate da una parte un po' di pazienza, cioè non pensare che metto su Hopstock questa giacca, questa maglia e domani è venduta. No, un pochino di pazienza perché il network si deve anche allargare, tanto il costo fisso non c'è, quindi però anche utilizzarla. Ad esempio un'altra funzionalità sono le richieste al network. Cosa sono le richieste al network? Le richieste al network sono: sto cercando un prodotto, qualcuno ce l'ha, perché sono andata su Hopstock, ho visto che non c'è su Hopstock perché qualcuno non l'ha ancora caricato, però magari c'è qualcuno che ce l'ha. Noi mandiamo in automatico una notifica a tutti i negozi che hanno quel marchio, quindi anche se non l'hanno caricato magari ce l'hanno però in magazzino, quindi anche questa è un'opportunità per usarla. Però ecco, in questo senso, quindi le vendite, siccome a settembre abbiamo allargato un po', abbiamo fatto un investimento economico in campagne online digitali, è successo il tutto, diciamo, il grosso dell'attività è successa proprio a settembre. Abbiamo fatto in un mese 150 iscrizioni, cosa che se pensate tutti gli altri mesi alla fine abbiamo fatto il grosso a settembre, hanno caricato oltre 1000 prodotti e abbiamo fatto le prime 12 vendite, però è stato, diciamo, in concomitanza con un investimento grosso che noi abbiamo fatto per farci conoscere. Nel momento che ci hanno conosciuti hanno detto tentare non nuoce, proviamo, vediamo, e infatti ha iniziato a movimentarsi. Però oggi c'è, diciamo, questo ve lo dico in maniera molto onesta, se volete poi iscrivervi ad Hopstock. Oggi abbiamo tanti negozi con un'ampia variabilità, abbiamo oltre 1300 marchi inseriti dai negozianti. Come potete immaginare, su 220 negozi sono troppi, no? Quindi i match, e è questo su cui noi stiamo lavorando, però per il momento c'è ancora poca merce rispetto ai marchi e ai negozi, è la potenzialità. Quindi ci vuole l'impegno, cioè che anche se è gratuito, non è che il negozio si iscrive e poi dice vabbè, tanto è gratis, lo farò tra un mese. No, se mi iscrivo, provo, quindi mi ci impegno un po'. Poi noi siamo sempre, c'è una chat sempre online qua, dove si può parlare con noi sempre, a tutte le ore. Poi ci sono ovviamente, abbiamo il nostro telefono anche sul nostro sito, quindi siamo sempre reperibili. E se poi viene richiesto il servizio dei sales account, per esempio c'è un gruppo di commercianti di Bologna che vorrebbe avere l'assistente che va a fare il lavoro, lo facciamo, cioè di Bologna, scusate, di Padova. Quindi è tutto un discorso di capire un po' qual è la domanda per un certo servizio. Se c'è la domanda io lo faccio partire anche domani questa attività.
E niente, io vi lascio una... Scusatemi se mi rintrometto, Sì, prego, come prego. Silvia è stata un'ora con me, io ho dato tutte le cose negative, la cosa positiva che è poter mettere il magazzino che lo vedono tutti gli altri e questa cosa. La cosa più bella è che lei mi fa la fatturazione, mi manda il corriere, io faccio solo il pacco e questa, io che ho fatto quel commercio da solo così online, ho eliminato e in questo momento questa è la cosa positiva di questa startup. Veramente, perché io che ho provato il prodotto, la cosa micidiale era fare il pacco, andare a consegnare a posta, il corriere, e costi incredibili, e perdi tempo. Questi in 10 minuti fai, perché mi ha fatto vedere, faccio una foto, io scrivo io che sono molto vecchio, quindi con poca subito va dentro, l'ho visto prima fare, eccezionale, e poi si arrangiano loro. La cosa più bella è che mi mandano la fattura, il trasportatore e tutto, eccezionale. E i costi del trasportatore sono stati valutati, cosa incidono? No, ma chi vende mi sembra che deve pagare. Chi compra paga 10 euro, spedizione standard in Italia. Bene, bene sapere. La spedizione è 10 euro, che però sia va qualsiasi. da 1 chilo a 20 kg. Io ho comprato la posta, Quindi, 10 euro la posta, 12 a seconda dei chili. Corriere No, espresso, sì, in sì, 24-48 ore avete la merce in negozio. Non si fa online per di questi problemi, cioè io come piccolo, gli altri non so quanti però il problema No, è giusto quantificare perché poi uno deve fare il il calcolo. costo che non era mai uguale Totale. Bene. Io vi lascio grazie. una di Prego. queste, Grazie. prego. Mi manda il corriere. Prego, sì, l'avevo data prima. Vi lascio una cartolina. Uno per iscriversi deve cliccare su